Siamo con Diego Morlin, architetto e ideatore del Parco del Soio. Lei ha detto un luogo da sogno, presentando la sua esperienza. Diciamo, da un'area abbandonata ha trasformato un bosco in una cosa viva. Sì, esatto, è stato un bellissimo viaggio intrapreso parecchi anni fa, dove veramente il caos, dove la natura si aveva riappropriato dei suoi spazi, dove l'uomo 50 anni fa era andato via, aveva mollato tutto. Noi gli abbiamo dato un nuovo valore, abbiamo pulito i sentieri, abbiamo pulito la casetta e poi abbiamo avuto questa idea di inserire l'arte dell'uomo, l'arte dell'uomo che si confronta con l'arte della natura. Ed è stato un binomio vincente perché la gente apprezza, i visitatori apprezzano questo confronto, dove ovviamente la natura vince perché, come ho detto anche nell'intervento, un fiore è un fiore, non ci sono paragoni, è un'opera d'arte. L'uomo si avvicina a questa opera della natura, ma però è bello, insomma, ecco, che ci sia questo confronto.